10 tonnellate di carne di maiale potenzialmente pericolosissima arrivata dalla Cina, dove imperversa una feroce epidemia di peste suina africana, era pronta per essere servita nelle tavole di qualche ristorante etnico padovano. Il blitz della Guardia di Finanza e dell'USL all'interno del magazzino di un rivenditore cinese ha scongiurato che questa carne venisse messa in circolazione. Le importazioni di carne di maiale dalla Cina sono vietate dal Ministero della Salute. Per questo, dopo un monitoraggio delle attività poco trasparenti del commerciante cinese, proprietario insieme alla moglie di un magazzino in via Cile nella zona industriale, i finanzieri sono entrati in azione. Si è andati anche oltre al sequestro di questa carne della quale era vietata l'importazione, incidendo anche sull'attività commerciale col sequestro dell'azienda non nuova a fatti del genere. La carne sequestrata non solo era potenzialmente contaminata, ma anche tenuta in condizioni igieniche precarie e rimasta per ore fuori dalle celle frigorifere. Per questo i sanitari dell'USL hanno deciso per l'immediato incenerimento. Una diffusione di questo virus, della peste suina africana, avrebbe determinato una compromissione gravissima dell'economia nazionale, con particolare riferimento alla produzione, all'allevamento e alla produzione di suini e ovviamente dei derivati dei prodotti alimentari a base suina. I due cinesi sono stati denunciati, la loro attività posta sotto sequestro. Oltre alla carne, che dopo la Cina era passata anche dal porto di Rotterdam in Olanda, i finanzieri hanno sequestrato ortaggi scaricati in mezzo alla sporcizia. Vista la pericolosità della carne, sono stati rintracciati e controllati 2 ristoranti etnici di Padova che si rifornivano dall'azienda cinese, così come è stato controllato il principale competitor, un altro commerciante cinese titolare di un magazzino sempre a Padova. Lì però i finanzieri non hanno trovato carne di maiale. In Cina l'epidemia di peste suina africana ha provocato un gravissimo danno agli allevatori. Ad ottobre 2019 erano stati abbattuti oltre 100 milioni di capi. Queste partite di carne, che in Cina non hanno un valore zero, ma hanno anche un costo legato allo smaltimento, avessero trovato una via di fuga verso l'Europa, appunto con queste importazioni tramite carico di copertura.